Ciao vernacolieri e vernacolieri, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, il supplemento di Vernacolando, il programma di Radio Padova dedicato alla lingua veneta. Ma non perdiamo tempo, passiamo subito le parole alla Boscola. Boscola, vai! Intanto quello che vi dico subito è le parole di Ancuo vostro. Sì, dai. E allora senti qua la prima. Desperiorà. Eccolo qua. Cosa vorrebbe dire desperiorà? Come ti lo dici nel tuo italiano? E dopo, st'altra parola, dall'italiano fino al dialetto ti ha da dirmela. Sentiamo. E sarebbe la parola eccitato. E Mrs. X per oggi è... E anche la parola veneta che dobbiamo tradurre oggi. Bravo. Giusto, Michela? Sì? Ecco, allora desperiolà cosa significa? Guarda, da noi desperiolà, proprio desperiolà, si dice despettorà. Despetolà. Non so se è la stessa cosa in effetti, Ma, che perché cosa- vabbè. togliersi da un impiccio, togliersi una persona un po' invadente, da una situazione un po' che ti accomoda. Quindi Ecco, praticamente... per noi è despettorarsi. Despettolarsi, quindi togliersi di mezzo in modo... Esatto, togliersi di impiccio. Togliersi di impiccio. Vabbè, questo è desperiolà secondo te, che comunque lì a Che Belluno sì, si può dire non anche si usa despetolare. propriamente, sì, Despetolare. esatto. Vabbè, noi la segniamo e facciamo anche un applausino. Assolutamente. Brava Michela, brava. Oh, Sorea ti dà €1. C'era qualcuno C'è venuta- è un amico veneziano che mi sono portato da Venezia. Sì, che chiede l'euro. Che chiede vabbè. l'euro, esatto. Voltiamo pagina, Michela, e sentiamo come lì, in provincia di Belluno, a Ponte nelle Alpi, etichettate, o anzi, traducete, come traducete la parola eccitato? Sentiamo. Guarda, allora, più sul vittoriese che sul bellunese, infoià. Infoià. Bello infoiato. Poi non lo so se si dice se l'arrapato è italiano o... Della tribù Anche Arrapao. quello, arrapà. Sono proprio arrapao. No, vabbè, comunque infoià e che comunque Infoià, sì, dai. sarebbe sinonimo È di un arrapao. po' più Sì. nascosto come Vabbè. cervo, no? Un po' così. Ok. Boscola, vai con le soluzioni, dai! Occhio che su depressa. Su Oh, no, veramente depressa perché non abbiamo tempo. Siamo sì. a registrare qua l'inno nazionale e ho da dirti subito le parole. Senti qua. E allora, la prima parola, desperiorà. Agera naturalmente dal dialetto fino all'italiano. Che in italiano si dice... dinocolato. Dinoccolato. Colato, questo mi... Malfermo. Malfermo. Ma ecco. Smidorato. Smidollato. Si dice. Ah. St'altra parola agera invece la parola italiana eccitato. Eccitato. E ti avevi da dirmelo praticamente come che ti lo dici nella tua lingua veneta. Occhio. Sono curioso. Eccitato. Vabbè. Ma qua dai mi parte si dice anche angalosio. Il gallossio. Bello. E per la rubrica L'origine di un cognome veneto, passiamo la parola al professore Elkaneja. Professore, la parola a lei. Cari vernacolieri e vernacoliere, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'origine dei cognomi veneti dal professor Elkaneja. Dunque, oggi vediamo l'origine di uno dei più diffusi cognomi della provincia di Venezia, e cioè il cognome Vianello. Dunque, il cognome Vianello si forma come punto d'arrivo tra due tradizioni, quella latina del cognomen Vivianus e quella epica propagatasi dalla Francia, che diffondeva il personale Vivienne. La riduzione in Vianello si spiega con una sovrapposizione di sequenza di vivi. Numerose le varianti come Vian, Viviani, Vianelli, Viannini, eccetera. Tra i personaggi famosi che hanno onorato questo cognome ricordiamo, anche se nato a Roma, ma la famiglia era originaria di Pellestrina, il grande
Raimondo Vianello. Dal professor El Canegia è tutto. Alla prossima puntata. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Se sarà